Un confronto tra imprenditori, economisti e professionisti sulle prospettive dell'economia dei territori, sulla sostenibilità come driver di sviluppo e sulla mobilità sostenibile è stato organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova attraverso un roadshow dal titolo Eccellenze del Nord-Est, le imprese più dinamiche, un progetto che coinvolge il Triveneto. Quello che ho voluto fare, che ritengo sia importante, è essere seduti ai tavoli per prendere delle decisioni comuni e quindi condividere con le altre stakeholders o chiamiamoli altre entità le politiche del territorio e tutte quelle informazioni che sono importanti soprattutto per una categoria come la nostra che è la cinghia di trasmissione per le imprese, per la finanza e per tutto il mondo economico. Il leitmotiv di questi convegni è che l'impresa deve cambiare un po' pelle se vuole sopravvivere e il mondo della sostenibilità è un must ormai. Quindi abbiamo puntato la ricerca, abbiamo verificato queste aziende e quello che ci piacerebbe in un futuro sarebbe individuare degli indici per ritenere una società più sostenibile rispetto ad un'altra. Quello che noi vogliamo è di riuscire a entrare nella catena del valore e quindi sicuramente per il professionista e per i dottori commercialisti questo è uno spazio molto importante da potersi appropriare. Uno degli appuntamenti si è svolto il 20 novembre da Ceccato Motors a Padova con l'obiettivo di riprendere il ruolo del commercialista a 360 gradi sul territorio e qualificarsi come intermediario tra imprese, mondo finanziario e istituzioni. Per la prima volta i 1600 commercialisti del Triveneto entrano direttamente nel mondo delle imprese, portando l'assemblea istituzionale e la successiva tavola rotonda pubblica negli spazi del mondo produttivo, che rilancia il loro ruolo di primaria importanza. Dalla nostra analisi quello che vediamo è che si percepisce la difficoltà, però devo anche dire che sembra che le imprese che sono presenti si siano un po' consolidate e quindi sicuramente soffrono il clima internazionale, però è anche vero che sembra che stia emergendo una capacità di rafforzamento soprattutto dal punto di vista tecnologico. Credo che la sostenibilità sia assolutamente una leva competitiva, non sia più un vincolo ma sia diventato uno strumento per essere competitivi. Il tema della blockchain è un tema che molte imprese stanno cominciando a utilizzare per essere in grado di documentare al mercato finale o al mercato intermedio la sostenibilità. Durante l'evento padovano sono state presentate le aziende che hanno saputo innovarsi con le migliori condizioni patrimoniali, finanziarie e reddituali, che chiedono alle istituzioni più attenzione per far sì che il Made in Italy sia diversificato, rafforzando le strategie di mercato e facendo gioco di squadra tra imprese e istituzioni. Essere un'azienda eccellente in questo momento, che è un momento particolare sia per l'Italia che anche per il resto del mondo, significa capire quali sono le opportunità che dobbiamo e possiamo cogliere nei prossimi anni. Penso che le aziende eccellenti sono già avanti e quindi abbiamo tanti esempi in Veneto di aziende sostenibili.